Buongiorno, ben ritrovati, 12 in punto, Focus TG, mercoledì 1 febbraio. Ieri una giornata molto importante per l'autonomia, è andata in pre-Consiglio dei Ministri, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza Calderoli. Domani quello che il Presidente Zaia considera un giorno storico, perché questo disegno di legge andrà in CDM e poi partirà un lungo percorso che nel giro dei prossimi 5 mesi, dovrebbe portare a questa importantissima riforma. Sentiamo cosa ha detto ieri il governatore Zaia alla Fiera Agricola. Un bel percorso è la realizzazione di un progetto che dà corso ovviamente a quello che era il progetto dei padri costituenti. Diciamo a tutti che l'autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione. È chiaro che l'autonomia non spacca i paesi, se fosse così non percepiremo ad esempio la Germania come una grande nazione. La Germania ha un'autonomia che qui in Italia ce la sogniamo. E questo era il Presidente Zaia. Domani giornata storica. Dobbiamo a questo punto collegarci con Nicola Marcato a Montebelluna per un fatto di cronaca gravissimo, e cioè avete sentito, un ragazzo che era stato accoltellato durante una rissa tra bande rivali. La sorella del ferito ha denunciato gli aggressori, è stata a sua volta picchiata. A te la linea, Nicola. Buongiorno, ecco, ci troviamo proprio qui a Montebelluna, nel parco dove la giovane donna è stata picchiata. Ieri mattina qui nei pressi della stazione, in questo parchetto alle mie spalle. Lei è la sorella del 18enne accoltellato sabato notte in piazza Marconi a Montebelluna. Ad aggredirla con degli spintoni, con degli schiaffi, è stato un gruppetto di ragazzi e ragazze, in particolare un ragazzo di origine magrebina accompagnato da delle ragazze che erano con lui. Tutto è cominciato quando la giovane donna è venuta qui in stazione per cercare di individuare qualche componente del branco che aveva assalito il fratello sabato scorso. Quando, in base a cosa? In base a delle indicazioni, a delle descrizioni, a delle informazioni che aveva avuto da un amico del fratello. Quando è arrivata qui nei pressi della stazione, ha individuato proprio questo gruppetto di ragazzi e lei aveva capito che forse tra loro c'era il ragazzo che gli avevano descritto. A quel punto ha individuato una pattuglia dei carabinieri che era qui nei pressi della stazione ed è andata a parlare ai militari dell'Arma per dire forse quel ragazzo è uno dei componenti del branco che ha aggredito mio fratello. I carabinieri a quel punto hanno identificato tutti i componenti, però quando poi se ne sono andati i ragazzi avevano capito che la donna li aveva indicati e allora si sono avvicinati e da lì, tra l'altro la donna era accompagnata anche da, come vi ho detto, dall'amica, ma aveva anche il bambino di 8 mesi con lei. Il bambino l'ha dato in braccio all'amica e questo gruppetto si è aizzato contro di lei, hanno iniziato a insultarla, a spintonarla e poi sono partiti anche dei ceffoni. Un'aggressione in piena regola, le due donne, poi le due amiche hanno cercato aiuto, hanno chiamato i carabinieri e a quel punto allora il gruppetto dei ragazzi se n'è scappato. Sono fatti che inquietano e qui con me c'è Nicola Palumbo, presidente dell'ente Palio e anche esercente di Montebelluna.
sono accaduti altri gravi fatti, soprattutto quest'estate qui a Montebelluna. Voi siete a questo punto molto preoccupati? Beh sì, senza dubbio c'è preoccupazione, anche perché l'estate scorsa, 2022, abbiamo avuto un mese, quello di giugno, con un'escalation di eventi e fatti veramente preoccupanti e allarmanti. Teppisti che distruggevano bar, puntine piantate nella testa e nelle tempie di giovani, baby gang che imperversavano nel nostro centro storico con atti vandalici, teppistici e sicuramente fuori da ogni schema di legalità. Sembrava nell'ultimo tempo essersi un po' calmata questa situazione, purtroppo emerge questo fatto di cronaca che fa tornare a ribalta una situazione di difficoltà che non può essere in nessun modo minimizzata. Non possiamo voltarci dall'altra parte, dobbiamo stare ben attenti, dobbiamo capire che non si può solo dare alle forze dell'ordine l'onere di essere in prima linea, spesso con risorse scarse, ma ci deve essere un lavoro anche a monte fatto con come dire, politiche familiari e sociali capaci di poter dare un intervento efficace. Questo insomma si unisce a situazioni dove lo leggiamo spesso, le nostre case sono oggetto di intrusioni da parte di estranei, di una situazione di una percezione di legalità sempre inferiore al giorno prima, e questo non è bello, non fa vivere bene né l'attività né chiaramente la nostra vita nel quotidiano. Perché poi sabato sera la rissa è degenerata, è spuntato fuori un coltello, un ragazzo è stato pugnalato ad un fianco, ora si trova ricoverato in ospedale. Insomma, sono fatti di cronaca che potrebbe essere anche, poteva finire peggio, insomma, poteva morire il ragazzo. Beh certo, poi sono fatti che sono oggetto di indagini, inchieste che è bene abbiano il loro corso. Noi non siamo abituati nella nostra città a avere questi atteggiamenti e fenomeni da Bronx o da Harlem. Noi siamo una città sempre stata molto serena, molto tranquilla, con una nostra vita che non aveva mai avuto questi scossoni dati da atti di teppismo e violenza. Siamo invece adesso investiti, è bene stare attenti, è bene accendere i giusti fari, è bene non voltarci dall'altra parte, perché evidentemente sta cambiando qualcosa nel nostro tessuto sociale ed è bene porre in essere tutte quelle attenzioni che dei casi così meritano. I controlli da parte dei carabinieri, della polizia municipale ci sono, però certo, non bastano, anche perché, dicevo prima, risorse scarse spesso non consentono un intervento rapido e diffuso, quindi non possiamo sicuramente dare solo alle forze dell'ordine che sono in prima linea l'onere di combattere, di sgombrare la delinquenza dalle nostre città. Però serve un intervento da parte dell'amministrazione, sia a livello locale per quello che può fare, sia a livello nazionale, affinché si pongano in essere quegli interventi, investimenti economici per dare forza alle politiche familiari e sociali, perché oggi ne abbiamo assolutamente la necessità. Sì, perché non bastano i controlli, non basta l'educazione che viene insegnata nelle scuole, servono anche, devono essere le famiglie, insomma, a controllare di più questi ragazzi. Devo dirti comunque che il ragazzo accoltellato, 18enne di origini albanesi, è rapidamente migliorato e dovrebbe essere dimesso dall'ospedale fra qualche giorno. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono per cercare di individuare tutti i responsabili di questa terribile aggressione di sabato scorso. Grazie molte, grazie. Grazie a Nicola Marcato e a Nicola Palumbo, titolare del Matto Rosso di
Montebelluna. Purtroppo gli scontri tra bande di giovani rivali sono all'ordine del giorno. L'ultima in ordine di tempo è quella di Alatri, un ragazzo è stato colpito e lotta tra la vita e la morte, esplosi 4 colpi di pistola e 4 sono i ricercati dopo questa sparatoria. Ma in Veneto queste aggressioni riguardano anche bande di ragazze, di bulle giovanissime che picchiano delle avversarie. È successo nel parcheggio dell'Intercity di Albignasego e sono stati coinvolti in questo pestaggio anche 2 genitori. Ovviamente le indagini sono in corso, vediamo. Sarebbe stata individuata una delle baby bull che sabato pomeriggio nel parcheggio dell'Intercity di Albignasego ha organizzato una spedizione punitiva nei confronti di 3 tredicenni. Le famiglie di quest'ultime, dopo mesi di vessazioni ed estorsioni, avevano denunciato le ragazze che perseguitavano le figlie. Da qui il raid punitivo messo a segno sotto gli occhi di decine di coetanei che per tutto il tempo hanno assistito inermi. Solo l'intervento del papà e della mamma di una delle ragazzine malmenate, sono 5 le persone finite al pronto soccorso dell'ospedale, le 3 tredicenni, i 2 genitori, ha di fatto posto fine al pestaggio. Sul caso la Procura dei minori ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le indagini continuano grazie alle telecamere del parcheggio del centro commerciale e alle testimonianze raccolte, perché queste famiglie hanno deciso di parlare ai nostri microfoni perché sia fatta giustizia e perché altri ragazzi, come le loro figlie, non abbiano paura di denunciare simili aggressioni. Il papà, che ha accettato di raccontare quanto accaduto di spalle per tutelare la figlia, dopo aver ripercorso ore incredibili di vita, così commenta. Sono orgoglioso di noi stessi perché non abbiamo reagito. Perché loro sono minori, noi non possiamo fare nulla, perché altrimenti rischiamo di nostro. Anche se di minori lì non c'è nulla, lì c'è solo delinquenza. Abbiamo dato ieri sera a Focus integralmente l'intervista a questo genitore che ha avuto il coraggio di parlare, ha lanciato un appello, non si è mostrato proprio per difendere la figlia da altre eventuali ritorsioni. Tanto ovviamente reazioni anche da parte del mondo politico. È intervenuto l'assessore all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Sentiamo cosa ha detto. È inquietante ed è urgente che si intervenga. Ha ragione quel papà, qui va il mio abbraccio morale a quelle figlie a quelle ragazzine che sono state aggredite, e durissima deve essere la risposta nei confronti della comunità e dello Stato, ma prima della comunità. E vuol dire chiamare all'appello i familiari delle delinquenti, non è che dobbiamo chiamare le ragazze, sono proprio delle delinquenti, e dei ragazzi che stavano a guardare. Perché ancora una volta, come nell'episodio di Rovigo in classe, c'è la maggioranza silenziosa che fa da spettatore. Cosa ci è stato insegnato? Che dobbiamo girare la testa dall'altra parte? Ma cosa abbiamo insegnato a questi ragazzi? Che va bene tutto, che devono farsi i fatti loro? Cioè questo è il tema. Allora abbiamo un problema tutti, abbiamo un grosso problema come comunità, non siamo mica la civiltà che pensiamo di essere, siamo veramente terribili. Si guarda, si fa finta di niente, si gira la testa dall'altra parte. Questo non è veramente, per me non è mai stato accettabile. Io alle volte mi espongo fin troppo quando penso e credo in qualcosa. Però penso che sia giusto così, e in questo caso veramente una grandissima emergenza educativa. E avremo questa sera a Focus, tra gli altri ospiti, l'assessore Elena Donazzan. Sarà l'occasione per parlare di violenza nelle scuole, ma anche della proposta del ministro Valditara di regionalizzare gli stipendi, cioè adeguare gli stipendi degli insegnanti a seconda del luogo in cui insegnano e ancorare gli stipendi al costo della vita, che ovviamente al nord è più alto e al sud più basso. Ci colleghiamo adesso con Favaro, Veneto. Incendio in un condominio, una intossicata. A te la linea, Filippo Fois.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo in via Montebianco a Favaro Veneto, alle nostre spalle il condominio nel quale è scoppiato l'incendio questa notte e al mio fianco c'è il presidente della municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato e la consigliera di municipalità Rosanna Rado, che è anche la delega al welfare e agli affari sociali. Sono stati momenti di panico, direi, quelli che si sono vissuti ieri notte a Favaro, a fuoco, credo una cucina, da lì si sono sviluppate le fiamme che poi hanno interessato un condominio molto grande in cui abitano decine di persone. Sì, ieri sera verso le 2:40 purtroppo è scoppiato questo incendio che ha coinvolto non solo il primo piano ma anche il secondo e il terzo piano. Dicono che sia nato dalla cucina a causa dell'impianto elettrico, poi evidentemente verranno fatte le perizie e verrà appurata la causa e purtroppo il condominio è stato anche evacuato. Le persone sono potute rientrare verso le 2 di notte a seguito appunto del fatto che fosse stato scongiurato tutto il pericolo. Rivolgiamo un grande ringraziamento ai pompieri, ai vigili del Comune di Venezia e a tutte le forze dell'ordine che sono intervenute e soprattutto rivolgiamo anche un abbraccio e un pensiero alla persona che abitava nell'appartamento, perché si dice che sia stato intossicato e si trova attualmente al pronto soccorso. Speriamo che non sia nulla di grave. I cittadini appunto hanno potuto riappropriarsi del proprio appartamento e per fortuna tutto sommato non ci sono stati altri feriti e soprattutto per fortuna che è successo di notte, perché di giorno al piano terra c'è un asilo nido, ci sono dei bambini, quindi poteva avere anche delle conseguenze un po' più gravi, insomma. Però seguiamo pezzo per pezzo come va questa vicenda, soprattutto mi sono preoccupato insieme anche alla consigliera Rado di sentire le persone che abitano nel condominio, insomma hanno detto che sono potute rientrare, ci sono delle stanze che non sono attualmente agibili, però comunque sono potuti rientrare, questo è già una buona notizia. Ecco, mi dispiace che succedano queste cose, però possono succedere purtroppo. Corrado, in effetti noi da qua vediamo che è ancora annerita, ovviamente la facciata dove si è sviluppato l'incendio, che è piuttosto grosso. Questo ce lo dice anche il fatto che dall'altra parte dello stabile si vede che sempre nello stesso piano ci sono ancora i segni di quello che è avvenuto ieri notte. Sì, appunto precisavo che l'incendio è scoppiato verso le 22:30 e il proprietario stava a letto, quindi si è accorto relativamente quasi subito che il suo appartamento stava prendendo fuoco, quindi ecco. Sono stati momenti di paura. Lei ha avuto modo di sentire come sono le sue condizioni ultimamente, almeno in questi minuti? No, ancora no, perché appunto so che la polizia locale è intervenuta, è andata anche a interessarsi questa notte all'ospedale ed è ancora sotto osservazione. Certo, comunque le condizioni diciamo che non dovrebbero essere gravi. Direttore, io vorrei aggiungere anche una cosa di cui parlavamo adesso col presidente della municipalità di Favaro Marco Bellato. Ieri abbiamo dato la notizia del ritrovamento di resti umani a Marghera e la cooperativa che stava svolgendo i lavori di verde pubblico, che ha compiuto casualmente questo ritrovamento, è proprio di Favaro, mi diceva. Sì, la cooperativa che è la CSU Zorzetto, che ha svolto il ritrovamento delle ossa umane, fatalità è proprio di Favaro, sede qui vicino in via Indri, e il ragazzo che ha fatto il rinvenimento delle ossa è un ragazzo ucraino e praticamente svolgendo il suo lavoro di manutenzione del verde a Mestre, ovviamente perché la zona dove sono state trovate le ossa è a Mestre, presta servizio presso questa cooperativa. È una cooperativa che lavora per il comune e che contribuisce al reinserimento sociale di persone che hanno avuto dei problemi con la legge, quindi che si trovano a svolgere dei lavori di pubblica utilità, quindi dei lavori che servono, perché il verde è di tutti, a tutti, ecco. Quindi Hai avuto modo di parlare con questo ragazzo? No, ancora no, però nei prossimi giorni mi sono ripromesso di chiamarlo per sentire un attimo, perché francamente è una vicenda che inquieta molto. So che stanno facendo delle ricerche sulle persone che sono state scomparse per capire col DNA se poi è compatibile con qualcuno di questi scomparsi. Speriamo che ne venga accertata l'identità quantomeno, e spiace anche per questa notizia, francamente. Certo, è una notizia che ha scioccato parecchio qui a Venezia, anche perché al momento non si sa se si tratti di una morte violenta, una morte per cause naturali. Naturalmente non si sa ancora l'identità della persona, per questo dovremo attendere come primo passo gli esami di laboratorio. Direttore, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie a te e ai tuoi ospiti. Adesso mando il tuo servizio proprio, visto che ne accennavate, servizio sul ritrovamento in un campo di Marghera di un cranio e di ossa umane. Vediamo.
I rami che erano stati tagliati per essere portati via sono rimasti, qui la zona è stata completamente transennata, questo è lo scenario in cui è stato ritrovato ieri pomeriggio, sono stati ritrovati i resti di un cadavere del quale ancora non si è in grado di risalire all'identità. Le prime risposte, quelle basilari per stabilire almeno il sesso, l'età e il momento della morte, potranno arrivare solamente dal risultato delle analisi di laboratorio su quel che rimaneva di uno scheletro umano e dei suoi vestiti, ritrovati casualmente da degli operai impiegati a tagliare degli arbusti nei pressi della rotonda di Via della Chimica a Marghera. Esiti che andranno poi confrontati con le liste delle persone scomparse per cercare di dare un nome e un cognome alla vittima. Al momento tutte le strade rimangono aperte. Via della Chimica è una lunghissima arteria che per chilometri percorre questa zona di Porto Marghera, fatta di una fila interminabile di capannoni, un'arteria percorsa da un traffico infinito di mezzi pesanti. Via della Chimica non è certo il luogo in cui si viene a fare una passeggiata, non ci sono neanche i marciapiedi, ci sono solamente, per così dire, migliaia e migliaia di container e tantissimi capannoni industriali. Lo stato di decomposizione in cui si trovavano le ossa, i vestiti, un paio di scarpe, inducono a pensare che il corpo fosse lì da parecchio tempo. Come ci sia arrivato e rimasto così a lungo, in mezzo a rifiuti e vegetazione selvaggia, se si sia trattato di una morte accidentale o violenta, rimane un mistero. Poco dopo l'allerta degli operai, sul luogo del ritrovamento sono arrivate la polizia locale e la polizia scientifica della questura, assieme ai vigili del fuoco che hanno illuminato l'area. Primo passo di un'indagine che al momento rimane piena di punti interrogativi. Servizio di Filippo Fois. C'è stato un clamoroso furto a Romano Dezzelino in un'azienda di argenteria, bloccate dai banditi 4 strade. Ci colleghiamo subito con Monica Smiderle. A te la linea, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo a Romano Dezzelino presso la sede della Livior SPA, questa azienda specializzata nella produzione di argenteria, di catename in argento. Con me l'amministratore delegato di Livior, Andrea Berton, che ringrazio per la disponibilità. Dicevi bene, colpo grosso, un colpo studiato nei minimi particolari, una banda che ha agito in poco meno di 12 minuti, ha chiuso 4 strade che portano appunto allo stabilimento, ha tagliato l'inferriata, si è calata all'interno dello stabilimento, tutto ripreso dal sistema di videosorveglianza, ma ci facciamo raccontare appunto la dinamica di questo colpo da film direttamente dall'amministratore Andrea Berton. Sì, buongiorno. Il tutto è iniziato verso l'1:15, un primo gruppo di malviventi ha cominciato a segare le inferriate della recinzione esterna, mentre un altro gruppo provvedeva probabilmente a piazzare i blocchi stradali nei 4 ingressi allo stabilimento in modo da rallentare l'intervento delle forze dell'ordine e del servizio di sicurezza. Poi all'1:58 si sono raggruppati e dal varco che si erano creati si sono introdotti nel reparto produttivo rompendo una finestra e poi... Chiedo al collega Andrea Benetti di spostarsi con le immagini, vediamo appunto la finestra che è stata rotta e poi il varco che si sono aperti nello stabilimento. Si sono creati quel varco, poi all'interno hanno segato le inferriate che proteggono il reparto produttivo e si sono calati nel reparto razziando quello che sono riusciti a trovare tra le macchine e tra i vari avanzamenti di lavorazione e poi nel giro di 12 minuti sono usciti portandosi via tutto quello che potevano e sembrava effettivamente di vivere una scena da film per la velocità e la programmazione di tutto il gesto. Quindi è un colpo, come si diceva, studiato davvero nei minimi particolari. Sì, noi eravamo stati oggetto di un tentativo simile nel mese di giugno scorso, però oltre ad aver tagliato l'inferriata non è successo altro perché il sistema d'allarme era intervenuto, come è successo anche questa volta, prontamente e i malviventi se l'erano data a gambe, ma probabilmente era solo un primo tentativo per calcolare i tempi di reazione delle forze dell'ordine
e del servizio di vigilanza. Sì, in effetti, come mi diceva l'amministratore, Livior pensava ad un colpo isolato, un colpo andato male, quello di giugno. Probabilmente invece adesso saranno gli inquirenti, i carabinieri naturalmente a far luce su questo episodio, studiavano già da tempo il colpo, questo maxi colpo, questo colpo grosso alla Livior. Sì, esattamente. Diciamo che noi pensavamo fosse un tentativo isolato, perché di solito un'azienda argentiera come la nostra non è così attraente come può essere un'azienda orafa in senso stretto, perché appunto il bottino abbia un senso, i quantitativi devono essere ingenti, mentre nell'oro è tutto molto ridotto e il valore è molto più elevato. Parliamo appunto di bottino. Stiamo ancora provvedendo alla quantificazione del danno che abbiamo subito, dell'ammanco ovviamente di argento, però ad una prima stima abbiamo una quantità superiore ai 200 kg di argento che è stato trafugato. Vi rincuora il fatto che il colpo sia avvenuto durante la notte e non durante il giorno, con i dipendenti presenti all'interno dell'azienda. L'azienda ha 85 dipendenti, quindi insomma per voi è un respiro di sollievo da questo punto di vista almeno. Questo ovviamente, oltre al danno materiale, se vengono investiti anche dipendenti nel corso di un'azione del genere, le conseguenze possono essere molto più gravi, quindi il fatto che cia successo di notte e che l'intervento, il furto si sia limitato alla rottura di qualche apparecchiatura e all'esportazione di materiale prezioso, poi è una cosa che ci lascia abbastanza tranquilli e sollevati, e poi sono cose che si risolvono tranquillamente con l'intervento dell'assicurazione. Ovviamente adesso Livior dovrà riprogrammare la produzione, perché l'ammanco di materia prima è importante, ma vi siete già rimboccati le maniche e insomma si va avanti con la produzione. Assolutamente, noi comunque continuiamo, abbiamo dovuto accelerare il processo produttivo per coprire l'ammanco e non ritardare le consegne ai clienti, però noi lavoriamo 7 giorni su 7, quindi dovremo essere in grado di recuperare il tempo perduto. Direttore, noi siamo a tua disposizione se hai qualche domanda. No, grazie molte Monica, abbiamo tanta carne al fuoco oggi, quindi andiamo avanti. Grazie molte, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi e buon lavoro. Tanto purtroppo si susseguono suicidi e tentativi di suicidi anche di persone che si fanno travolgere dai treni. È stato sventato un tentativo di una ragazza 26enne sabato pomeriggio alla stazione di Padova. Vediamo queste immagini di un agente della Polfer che intuisce il pericolo e che interviene. Vedete, ha visto una ragazza in mezzo ai binari, quindi ha capito che non era finita in mezzo ai binari per caso, che si era proprio volutamente inserita nei binari, aspettava l'arrivo di un treno, è stata subito presa e strappata a una morte sicura. Purtroppo tantissimi episodi di questo genere. E si aggrava la posizione del marocchino che, come ricorderete, a Pieve di Soligo aveva ucciso Adriano Armellin, 83 anni, si era pensato ad una colluttazione dovuta ad un furto così casuale, quindi una reazione violenta, e invece l'autopsia ha dimostrato che quest'uomo non sarà accusato di omicidio preterintenzionale, ma di omicidio volontario aggravato. Ha sferrato 29 coltellate al povero Armellin. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia. Questo è un punto nero nella nostra comunità, nel senso che quella porta che una volta era viva oggi è spenta e chiusa, quindi è un vuoto. Tutto è rimasto così, fermo, come se il tempo non fosse passato, fermo in quel tragico giorno quando Adriano Armellin fu massacrato. L'indagato Mohamed Boumarwan, il marocchino di 36 anni arrestato dai carabinieri, prima accusato di omicidio preterintenzionale, ora dovrà rispondere di un reato più grave, quello di omicidio volontario aggravato dalla finalità di rapina ed aver agito con crudeltà. La verità porta
drammaticamente alla consapevolezza che questa persona ha agito consapevolmente o comunque lo ha fatto con un'efferatezza ancora più grave di quello che gli è stato imputato in un primo momento, e quindi credo sia giusto, proprio per quello che ha tolto, che possa pagare con la propria reclusione. L'anziano in pensione la sera del 25 marzo fu aggredito nella sua abitazione in via Schieratti a Pieve di Soligo e colpito violentemente in varie parti del corpo, in particolare al tronco e al capo, con calci, pugni e vari oggetti contundenti per ben 29 volte. Decisiva per la nuova imputazione il risultato dell'autopsia e di riscontri del RIS dei Carabinieri di Parma, che si sono occupati delle indagini col nucleo investigativo e militari della compagnia di Vittorio Veneto. Ad incastrare il 36enne non solo i colpi inferti, ma anche le tracce, in particolare sangue, trovate nell'abitazione dell'83enne. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha notificato in carcere una nuova ordinanza restrittiva firmata dal GIP. Giovedì 2 febbraio il 36enne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo per l'interrogatorio di garanzia in cui dovrà difendersi da queste ultime contestazioni. Credo che questo caso sia esemplare per come sono state condotte le indagini, quindi ringrazio veramente le forze dell'ordine e tutti i magistrati che ci stanno lavorando per arrivare alla verità di ciò che è accaduto per un giusto giudizio. Una comunità, spiega il sindaco, che ha subito una ferita impossibile da rimarginare. La mancanza di Adriano Armelin è una cosa che manca, cioè la sua presenza manca a tutta la comunità, la presenza quotidiana in questa piazza, agli amici e a tutte le persone che lo conoscevano. Breve stacco pubblicitario e poi torniamo in diretta con Focus TG, a tra pochissimo. In regia questa mattina Renato Capoia, con lui Alberto Pivetta. Riprendiamo da quanto sta accadendo nella politica nazionale, lo scontro, come avete sentito, sugli anarchici, sul 41 bis, davvero una bufera, e ne parleremo anche nella seconda parte di Focus con Paolo Borchia, europarlamentare, perché c'è bufera anche nell'Europarlamento dopo lo scandalo della corruzione, e ci sarà anche il tributarista Alberto De Franceschi. Vediamo un titolo del Fatto Quotidiano che riassume quello che è successo ieri, davvero una questione molto complicata per il governo, perché il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli ha attaccato il centro-sinistra dicendo andate a trovare in carcere Cospito, l'anarchico, che sta digiunando, sta facendo lo sciopero per la fame contro il 41 bis. Ha anche detto si sa che Cospito parla con la mafia, quindi voi siete dalla parte della mafia e dei terroristi, e la notizia che c'è in questo titolo del Fatto Quotidiano effettivamente è questa. C'è il sottosegretario Del Mastro che ha ammesso di aver rivelato informazioni a Donzelli. Fonti del Ministero dicono atti riservati e non divulgabili. Ci saranno senz'altro delle conseguenze. Il centro-sinistra con Deborah Serracchiani ha minacciato di agire per le vie della querela, per la diffamazione, quindi vedremo cosa accadrà. Intanto conseguenze per questo caso Cospito anche a livello locale. In Europa sono stati fatti attentati alle ambasciate italiane, sono state bruciate molte auto in Italia e anche a Treviso imbrattati dei muri. Sentiamo cosa ha detto ieri a Lina Paronetto il sindaco Mario Conte e anche l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone
o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro malgrado lo sciopero della fame intrapreso, in città proprio gli anarchici imbrattano i muri del centro per chiederne la liberazione, prese di mira via Ortazzo e Calle del Podestà. E hanno colpito soprattutto per arroganza e maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti della comunità trevigiana. Ovviamente adesso provvederemo a sistemare questi imbrattamenti e io spero che attraverso le videocamere di sorveglianza si possa anche stabilire chi è stato l'autore di queste scritte, perché è giusto che chi fa questi gesti, indipendentemente dal processo o no, poi venga responsabilizzato e paghi i danni. Sul piano politico è ancora fresca la ferita causata dall'attentato alla sede provinciale della Lega Trevigiana al K3 di Villorba nell'agosto del 2018, per la quale è stato condannato a 28 anni di reclusione l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez. Il secondo ordigno lasciato sul pianerottolo esterno avrebbe potuto ferire chiunque fosse uscito sulla scala d'emergenza e tra i militanti presenti quella sera a una riunione c'era l'assessore trevigiano Alessandro Manera. Secondo me non è molto da scherzare, bisognerebbe capire anche chi sovvenziona queste persone, quali partiti politici ne possono essere affini, perché in passato non ci sono state condanne così nette di qualche parte politica e secondo me o di qualche esponente politico è stato molto grave o comunque è stato una coabitazione esterna che non è mai piaciuta e io sono sempre per condannare qualsiasi tipo di reato nei confronti dei partiti politici e nei confronti delle persone. Tensione ieri sera a Padova per i 150 antagonisti radunati davanti a Palazzo Moroni, hanno manifestato contro le misure cautelari prese nei confronti di alcuni giovani del centro sociale Pedro che avevano stati protagonisti di tafferugli con polizia e carabinieri durante alcuni sfratti. Vediamo. Succede perché qualsiasi alterità, qualsiasi tipo di dissenso deve venire in qualche modo silenziata. Succede perché non c'è un'alternativa valida, perché c'è un'erosione dei diritti e del welfare che abbiamo visto che si acuisce sempre di più, soprattutto con questo governo oggi che abbiamo in Italia. C'era anche una delle attiviste sgomberate lo scorso novembre dalle case Ater di Via delle Melette ieri sera davanti Palazzo Moroni a Padova. Una mobilitazione contro i provvedimenti presi nei confronti degli antagonisti veneti dopo gli scontri legati agli sgomberi in zona Palestro. In 150 per un sit-in davanti al comune di molte realtà della galassia antagonista vicine alle posizioni del centro sociale Pedro. Molti gli interventi al microfono per dare la propria versione dei fatti e per accusare il governo di voler reprimere le voci di dissenso. Ci troviamo in questa piazza per parlare però di negazione dei diritti, di negazione di impedimento materiale alla pratica di una vita possibile, di castrazione di ogni futuro. Siamo qui per chiedere e denunciare quanto accaduto questa mattina a Padova. Ma non ci sfugge un quadro molto più ampio dalle tinte fosche preoccupanti, una cappa di oppressione, una cappa di repressione che il governo guidato dalla post-fascista Giorgia Meloni sta facendo calare sull'intera Italia e in prospettiva sull'intera Europa. Quanto sta accadendo di molto grave in Ucraina ha delle ricadute anche sul nostro territorio, su persone che abitano o hanno abitato qui in Veneto. C'è la storia di una donna, Mariana Triasco, che nel settembre dell'anno scorso morì in Ucraina, era andata lì apposta per combattere al fianco degli ucraini contro i russi. Sono passati 4 mesi da quel giorno e per lo Stato, dice il marito, questa donna è ancora viva. Sentiamo cosa ha detto a Daniela Sizzia. Mariana è morta al fronte in Ucraina il 24 settembre dell'anno scorso, colpita da un drone russo. Era andata ad aiutare il suo popolo come infermiera, poi promossa a medico sul campo. Sono passati 4 mesi. Il funerale è stato celebrato nel suo paese, quel paese che lei tanto amava. Ma Mariana, per l'Italia, è ancora viva.
Questo perché il marito Edgardo non ha il certificato di morte. Per la burocrazia italiana è ancora viva. Infatti il comune di Villorba nel Trevigiano non cancella ancora mia moglie dall'anagrafe e io ho dei problemi. Una situazione paradossale. La vita di Edgardo e dei suoi bimbi si è fermata. Dal mutuo cointestato a qualsiasi pratica o documento da fare. Impossibile. Mariana, 37 anni, non c'è più, ma nei documenti lei continua ad esserci. Eppure le immagini del funerale di Stato che hanno girato su tutti i social non bastano. Serve un certificato disperso in un paese nel pieno del caos bellico. Ci sono anche altri problemi perché l'auto con targhe italiane di mia moglie è rimasta lì in Ucraina, non si sa se esiste ancora, se è stata trafugata, se è stata presa dai parenti di mia moglie, non lo so. Poi per ogni documento che devo fare mi chiedono il certificato di morte, attualmente io non ce l'ho. Nelle parole di Edgardo, guardia giurata nel Villorbese, la disperazione di una situazione che non sembra sbloccarsi. Sono passati 4 mesi e mezzo e io non so come andare avanti. C'è anche il problema del primo figlio di mia moglie che dovrei adottare, però mi trovo bloccato proprio perché manca questo certificato di morte, quindi chiedo alle istituzioni italiane di sbloccare la situazione sempre se ci riescono. Di Mariana gli rimane l'orgoglio, ma anche una punta di amarezza. Mia moglie ha sacrificato la sua vita per il suo paese. Però con la sua morte i problemi ce l'ho io e i miei figli. E ancora cronaca nera, un ricercato algerino è stato inseguito dalla polizia passato dalla frontiera con la Slovenia, è arrivato a Gorizia, c'è stato un inseguimento, è un ricercato per vari reati con addirittura dei colpi di pistola, ma lo straniero è ancora in fuga. Sentiamo Valentina Visentin. Ha tentato di investire gli agenti di polizia che lo volevano arrestare, non si è fermato nemmeno quando i poliziotti hanno esploso alcuni colpi di pistola. È ancora in fuga un giovane algerino ricercato in Francia per reati in materia di stupefacenti. Questa mattina lo straniero di 23 anni era stato seguito e pedinato dai poliziotti della questura di Gorizia fino al parcheggio dell'Ikea a Padova. Nei suoi confronti infatti pende un mandato di cattura emesso dalle autorità francesi, ma quando i poliziotti hanno intimato all'uomo di fermarsi, lui ha accelerato rischiando di investire gli agenti che hanno così esploso alcuni colpi di pistola. È iniziato un lungo inseguimento. Poco dopo l'algerino è stato rintracciato a Cadoneghe mentre percorreva la strada regionale 308. La squadra mobile di Padova è intervenuta per dare supporto ai colleghi goriziani. Le ricerche del fuggitivo sono state estese a tutta la provincia di Padova grazie anche alle pattuglie dei carabinieri, ma per il momento lo straniero sembra essersi dileguato nel nulla. E parliamo spesso di ragazzi che abusano di alcol e a volte anche di sostanze stupefacenti. Ci sono poi in seguito gravissimi incidenti stradali, per cui l'attenzione è proprio su questi minorenni in particolare che a volte finiscono anche in coma etilico, mettendo a rischio la propria vita. C'è un pugno di ferro del questore di Vicenza che ha contro la discoteca Liv di Bassano, che ha sospeso la licenza del locale e ne ha disposto la chiusura immediata per 15 giorni. Il questore ha disposto questa chiusura perché ci sono stati episodi ovviamente di abuso di alcol. Vediamo. Sono stati già posti sigilli all'IVA di Contraccagion Basso a Bassano. A decidere la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del locale il questore di Vicenza Paolo Sartori. Un provvedimento che avrà una durata di 15 giorni che arriva dopo i gravi fatti accaduti nel fine settimana. Erano tra le 1000 persone che partecipavano al concerto di un noto trapper nato a Vicenza ma di cittadinanza statunitense, le giovanissime, tutte minorenni, soccorse prima dal servizio d'ordine dell'evento, poi dal 118 completamente ubriache. L'episodio più grave intorno alle 2:30 del mattino, quando una ragazza è stata trovata nei bagni del locale priva di sensi a causa dell'alcol assunto, tanto da dover essere ricoverata in osservazione al pronto soccorso del San Bassiano.
Non solo. Prima del concerto all'esterno del Live, le forze dell'ordine avevano controllato un'auto in arrivo da Genova con a bordo 4 pregiudicati tra i 21 e i 23 anni, specializzati nel compiere furti con strappo e rapine con lo spray urticante all'interno di discoteche. Per i 4 è scattato l'allontanamento immediato con foglio di via dal comune di Bassano per 3 anni. Precisi accertamenti avevano poi permesso alle forze dell'ordine di trovare lavoratori non in regola all'interno del Live e la mancanza di un registratore di cassa fiscale. Un locale già noto alle forze dell'ordine, il Live, per aggressioni e una maxi rissa con accoltellamento alla gola di un giovane avvenuta la notte di Halloween 2021 nel parcheggio. Una situazione che ha portato il Consiglio di quartiere di San Michele a inviare un esposto firmato da 139 cittadini. Raggiunti al telefono, per ora i referenti del Live preferiscono non parlare. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo un titolo del Corriere del Veneto. Un uomo che è morto in azienda nel suo ultimo giorno di lavoro. Aveva portato i pasticcini per festeggiare la pensione. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Che ore di lavoro prima della pensione? È stato un malore improvviso a togliere la vita a Michele Barco, 58 anni, di Piazzola sul Brenta. L'uomo è morto all'interno della nota azienda tessile per cui lavorava da oltre 40 anni. Un momento difficilissimo per tutti i colleghi che hanno tentato invano di prestargli i primi disperati soccorsi nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Niente da fare, neppure i sanitari sono riusciti a rianimare l'uomo. Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in una tragedia che ha lasciato in lacrime una famiglia e la grande famiglia che Michele Barco aveva ormai anche al lavoro. Diamo spesso notizia di condomini che sono al freddo perché gli inquilini non riescono a pagare le bollette, ma spesso i condomini sono al freddo anche per i guasti alle caldaie. È successo in un gruppo di edifici a Padova, in via Broferio, e sentiamo come risponde l'Ater. Una caldaia centralizzata del peso di 10 quintali, regolarmente manutentata, è quella che venerdì sera è scoppiata nei condomini Ater di via Broferio alla Guizza, lasciando 80 famiglie al freddo. Ai nostri microfoni avete sentito le testimonianze di persone con bambini piccoli che denunciano il degrado delle tubazioni e intanto sono alle prese da giorni con le stufette elettriche. Consapevole dell'enorme disagio, il presidente di Ater Padova, Tiberio Businaro, che raggiunto al telefono ci ha spiegato come le manutenzioni dell'impianto, che aveva 10 anni di vita, fossero state regolari e che si trattava di un guasto del tutto imprevedibile. I tecnici dell'ente per la casa sono intervenuti subito, ma nel fine settimana hanno potuto fare poco. Per lo spostamento della caldaia servono infatti delle strumentazioni adeguate. Il lavoro di installazione della caldaia nuova è già iniziato, rassicura Businaro, che spera tutto possa tornare alla normalità nel giro di pochi giorni. Nel frattempo Businaro rassicura i residenti. L'Ater di Padova, con i fondi del PNRR e con fondi propri, sta mettendo in campo un piano di ristrutturazione e investimenti da 33 milioni di euro. Ogni anno vengono cambiate nelle residenze Ater 350 caldaie. Grazie al superbonus quest'anno saranno 1800. C'è stata ieri una tragedia nel Pordenonese, un elicottero a Sequalza è precipitato nel torrente Meduna, il pilota è morto, era un noto imprenditore bellunese, Igor Schiocchet. Sentiamo il racconto di Tiziana Bolognani. Lo schianto prima di pranzo ancora senza un perché. Igor Schiocchet, 45 anni, di Trichiana di Borgo Valbelluna, è morto sul colpo precipitando a bordo del suo elicottero, un CH-7C1 monoposto, sul greto del Meduna, nella zona di Sequals, in provincia di Pordenone. Un testimone ha riferito di avere visto il velivolo roteare in modo anomalo e poi sparire. Davanti a Igor Schiocchet volava l'amico di una vita, Alessandro Bogo, consigliere dell'Aeroclub di Belluno. Erano partiti assieme stamattina, sembra, per andare a ritirare il monoposto di Igor, un ultraleggero tra i più venduti e i più sicuri, e probabilmente una volta recuperato il mezzo stavano rientrando a Belluno. Bogo, che potrebbe aver visto precipitare l'amico, è atterrato con il suo velivolo a poca distanza, davanti ai suoi occhi solo rottami. L'allerta all'aeroporto di Aviano ha mobilitato i soccorsi, l'area dello schianto è stata delimitata, la raccolta di elementi utili alle indagini immediata, con i carabinieri nella zona anche i tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell'emergenza sanitaria regionale. La notizia
notizia della morte di Igor Schiocchetta, titolare di un'azienda di pitture e verniciature a Trichiana, ha sconvolto la comunità bellunese. Igor era molto conosciuto per la sua professione e soprattutto per la sua passione per il volo. Aveva conseguito più abilitazioni. Volava con il deltaplano, con l'Aliante e con il suo elicottero. Pilota espertissimo, con una profonda conoscenza del territorio di tutto l'arco alpino, dice di lui Davide Zampieri, vicepresidente dell'Aeroclub di Belluno. Ma Igor Schiocchetta amava anche i motori. La sua ultima gara lo scorso novembre al 39esimo Rally di Bassano. Schiocchetta lascia 2 figli e attorno a loro si sono stretti familiari e amici. Voltiamo pagina e andiamo a Padova, dove gli studenti universitari sono 70.000, molti di questi non trovano casa anche per via non solo della mancanza di alloggi, ma perché gli affitti sono piuttosto, anzi sono molto alti. Però dal prossimo febbraio saranno pronti 125 nuovi alloggi universitari. Sentiamo. Un buongiorno da Padova, ci troviamo in via Gattamelata davanti a una nuova residenza dell'ESU di Padova, l'ente per lo sviluppo allo studio. Sappiamo quanto sia importante il reperimento di alloggi universitari per la città di Padova, una città che ricordiamo solo come popolazione universitaria raggiunge le 70.000 unità. Questa è una prima risposta a quella che è una cronica carenza di alloggi per chi arriva da fuori e studia a Padova. Siamo con Giuseppe Maschera, che è il presidente dell'ESU di Padova. Sì, buongiorno. Sì, gli studenti universitari a Padova sono una città nella città. Noi stiamo cercando di lavorare quanto più possibile per dare la possibilità a questi studenti di avere un alloggio e con questa operazione che abbiamo fatto assieme ai fondi, cofinanziata dai fondi del PNRR, siamo riusciti ad aumentare di quasi il 9% i posti letto, passiamo da 1.360 a circa 1.500 posti. Non ci siamo ancora fermati perché stiamo aspettando ulteriori cofinanziamenti da parte della Regione e dello Stato per altri progetti che avevamo già avviato a maggio del 2022 e che nei prossimi mesi dovrebbero iniziare con la fase definitiva dei lavori. Ecco, quello che vedete alle mie spalle è un ex albergo, qui ci sono 40 posti letto, entro il mese di febbraio raggiungerete i 125 non solo a Padova, ma ricordiamo che l'Università di Padova ha una sede anche a Vicenza. Sì, questi 125 posti sono dislocati tra questa sede che ne ha 40, una sessantina in un altro ex hotel di Vicenza a San Raffaele e altri 25 posti saranno in via Minio all'Arcella in una palazzina dell'Università di Padova che ha dato in gestione a noi. Ecco, sono però 1.800 le domande che vi sono arrivate solo quest'anno, Presidente. Sì, le domande sono ovviamente più della disponibilità, però noi stiamo facendo il possibile, ci siamo insediati un anno fa, esattamente un anno fa, e in un anno abbiamo già messo a disposizione ad oggi, 1° febbraio, 125 posti e ripeto, spero entro fine anno, inizio dell'anno prossimo, di avviare già i successivi posti con i vecchi progetti che avevamo già iniziato a maggio. Ovviamente questo in stretta collaborazione con l'Università di Padova, insomma, che sta lavorando. Di fatto Padova è una città a forte vocazione universitaria e probabilmente sarà uno dei grandi sviluppi per il futuro della città. Assolutamente, la collaborazione con l'università è fondamentale e molto attiva. Siamo tutti quanti propositivi per risolvere questo problema e per dare una risposta agli studenti nel più breve tempo possibile, ma nei limiti delle nostre possibilità. Io più di ringraziare tutti i tecnici sia dell'università che di ESU, che in un tempo veramente ristretto hanno fatto i miracoli per dare possibilità, per dare atto a questi progetti di prendere il via e di accedere ai fondi del PNRR, non posso fare, quindi grazie veramente a tutti quanti i tecnici dell'Università di ESU e faccio i miei personali complimenti, ma sono sicuro che anche gli studenti capiranno lo sforzo che stiamo facendo. Ecco, non so se ci sono altre domande da studio, se no ringraziamo Giuseppe Maschera, il presidente dell'ESU di Padova, per essere stati con noi, e da Padova restituisco la linea. Grazie molto a Chiara Gaiani. Parleremo anche stasera di politica. C'è in Veneto la questione del tetto dei mandati del governatore, dei governatori che hanno chiesto di farlo saltare. Il presidente Zaia a questo punto potrebbe fare il suo 4º mandato. Non si parla finora almeno di far saltare anche il tetto per gli assessori, e questo è un problema. Se appunto questo tetto dovesse saltare, sarebbe un problema per i consiglieri regionali che da
ovviamente dal Consiglio regionale vorrebbero passare assessori a Palazzo Ferrofini. Non ci sarebbe ricambio, gli attuali assessori resterebbero in carica ancora per un mandato. Però nel Veneto, come vi dicevo prima, si sta parlando soprattutto di autonomia. Domani una giornata storica, l'autonomia, il disegno di legge Calderoli va in Consiglio dei Ministri, ma intanto la Regione sta lavorando per ottenere in tempi rapidi un'autonomia anche per la gestione diretta del demanio. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio di Ilaria Marchiori. Il 2 di febbraio verrà approvata la bozza in Consiglio dei Ministri e poi cercheremo di accelerare l'iter perché si possa realizzare quanto prima una riforma indispensabile non solo per i veneti ma per l'Italia intera. Mentre il Veneto attende l'autonomia, la Regione lavora per ottenere in tempi rapidi un'autonomia anche per la gestione diretta del demanio. A rivelarlo l'assessore Calzavara, intervenuto al convegno durante la Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle sul tema piano turistico territoriale di ripresa e resilienza. C'è questo decreto legislativo che può permettere al governo di cedere il demanio marittimo e quindi è una riflessione che stiamo facendo per comprendere se questo passaggio può essere effettivamente applicato e strutturare un ufficio regionale che possa essere capace di interpretare quelli che sono i bisogni che anche oggi sono emersi, che sono quelli della pianificazione, che sono quelli della programmazione, ma avere anche quelle risorse che ci permetteranno di fare quegli investimenti di lungo periodo che oggi la Regione non può permettersi. Chiediamo con forza al governo di produrre dei criteri meritocratici che consentano di riconoscere il valore che in tanti anni gli operatori veneti hanno saputo creare investendo e realizzando dei sacrifici economici importanti. Presente anche il sindaco di Cavallino e presidente della conferenza dei sindaci del litorale che da tempo fa una richiesta specifica. Pensare di avere delle regole generali, una cornice soprattutto anche per il demanio, per le concessioni sia utile, ma poi devono essere declinate nei singoli territori adattandosi a quelle che sono le peculiarità delle spiagge, dei comuni e delle varie zone. Ed è quello che in sostanza abbiamo detto pensando alla necessità di avere lo status di città balneare. Il 12 febbraio le elezioni regionali in Lombardia ed in Lazio, ma il 12 febbraio si voterà anche a Treviso per la segreteria provinciale della Lega. Sono 4 i candidati, si sono confrontati a Povegliano. Sentiamo. L'obiettivo è quello di riportare la Lega a fare la Lega, a fare tutto quello che sapeva fare, che abbiamo dimostrato di poter fare negli anni passati in provincia di Treviso. Treviso è la provincia più leghista d'Italia, è comunque la provincia che in Veneto ha più storia, più tradizione, più peso specifico politico e Treviso deve ritornare ad essere al centro della politica leghista veneta in modo da poter collaborare propositivamente con il Veneto ed essere magari anche condizionante verso le politiche della segreteria federale. La Lega ritorna a fare la Lega, dice l'alfiere dei salviniani della Marca Dimitri Coin, a margine del primo confronto fra sindacati alla segreteria del Carroccio provinciale al centro sociale di Sant'Andrà a Povegliano. Oltre a Coin, Riccardo Barbisan e Luciano Dussin, assente giustificato Giuseppe Paolin, ognuno espressione di un'anima. Dussin, vicino alle posizioni più ribelli dell'europarlamentare da Re, guarda a Milano, partendo però dal voto delle politiche di settembre. Essere interprete dell'esito delle votazioni del mese di settembre scorso. E vuol dire che i cittadini elettori, che sono i soci di maggioranza del nostro movimento, hanno mandato un segnale chiaro alla dirigenza della Lega. E io mi presto per vedere se, dando una mano al futuro Consiglio regionale Veneto, riusciamo a indirizzare meglio gli orientamenti politici di Via Bellerio. Confronto riservato, quello di Povegliano, a militanti e tesserati, presenti diversi amministratori. Chiaro che la partita si giochi soprattutto in vista delle comunali a Treviso. Forse anche per questo Barbisan, attuale capogruppo della Lega proprio a Casugana, sembra cercare una mediazione tra nuova e vecchia guardia, spiegando così perché la Marca sia ancora in attesa di un segretario. Treviso è sempre stata una realtà molto particolare
all'interno della Lega Veneta e della Lega Nord, e quindi diciamo il fatto anche che siamo 1000 militanti, che esprimiamo molte personalità che all'interno del partito si sono date tanto da fare, questo diciamo arricchisce il dibattito e io non ci vedo nulla di male. Servizio di Christian Arboit, andiamo in pubblicità pochi minuti, 2 minuti, e poi riprendiamo con 2 ospiti collegati via Skype, l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia e il tributarista Alberto De Franceschi. Tra pochissimo, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, sono le 13:05. Saluto e ringrazio gli ospiti. Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Buongiorno onorevole Borchia. Buongiorno a lei direttore, grazie per l'invito. Grazie, bentornato. E Alberto De Franceschi, tributarista. Buongiorno De Franceschi, grazie molte. Buongiorno direttore, buongiorno a lei e all'ospite collegato dall'altra parte. Allora abbiamo 2 parlamenti, possiamo sintetizzarla così, nella bufera: il Parlamento europeo per via della corruzione, lo scandalo che ha travolto il Parlamento europeo e anche l'immagine dell'Europa, in cui sono coinvolti tra l'altro molti diversi italiani, e poi il nostro Parlamento, ieri davvero una bagarre in aula per la questione del 41 bis, con urla, minacce di querela, improperi, è successo di tutto dopo le parole del deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, che ha accusato il Partito Democratico di collusioni con la mafia e terrorismo, insomma, quindi accuse gravissime che non resteranno senza conseguenze sul versante giudiziario. A quanto pare è lo stesso ministro Nordio che dovrà valutare cosa sta accadendo, e oggi interverrà alle 18 tra l'altro in Parlamento il ministro di Grazia e Giustizia. C'è un giurì d'onore che dovrà decidere se sanzionare Donzelli. E insomma 2 situazioni diverse ma molto drammatiche. Onorevole Borchia, allora a che punto siamo con l'inchiesta sullo scandalo della corruzione dell'Europarlamento? Lei, mi pare, ho visto una sua nota in cui sostiene che dopo tutto quello che è successo l'Europarlamento è comunque sempre collegato con Doha, con il Qatar. Sì, diciamo che ieri pomeriggio in Commissione Trasporti c'è stato un dibattito abbastanza acceso, un'audizione nella quale i rappresentanti della Commissione europea sono venuti a spiegarci il perché sta andando avanti l'iter per questo accordo sulla liberalizzazione del mercato aereo tra l'Unione Europea e il Qatar. Allora, premesso che visto l'iter legislativo particolare, il Parlamento europeo non è stato coinvolto, visto che al momento hanno toccato palla la Commissione europea e alcuni governi, ci sono molte domande che ci stiamo ponendo. Innanzitutto è un accordo che al momento è stato ratificato da 8 governi, mentre 19, tra cui quello italiano, stanno ancora nicchiando. Però il tema è, dopo tutto quello che è successo, dopo che la Lega e il gruppo Identità e Democrazia già un anno fa, correva il 25 gennaio 2022, avevano chiesto un'audizione in Commissione Trasporti per chiedere dei chiarimenti, purtroppo adesso ci troviamo in una situazione che a mio modo di vedere è ancora opaca. Spieghiamoci meglio. Chiaramente anche chi magari non ne sa tanto di geografia si rende conto che il mercato dell'Unione Europea ha un'estensione, il mercato del Qatar ne ha un'altra, per cui un accordo di liberalizzazione, per quanto sia reciproco, chiaramente non porta gli stessi vantaggi per l'Unione Europea o per il Qatar, che addirittura non ha una pluralità di vettori, visto che, insomma, diciamocelo, c'è soltanto la Qatar Airways che opera in quel paese, per cui anche dal punto di vista del rispetto della normativa sulla concorrenza ci sono tanti punti oscuri. E poi chiaramente senza strumentalizzare, per carità, con tutto il garantismo del mondo, però abbiamo visto che purtroppo il Qatar ha esercitato pressioni, interferenze indebite sull'attività delle istituzioni europee, per cui
consentiteci che chi sta in Parlamento e dovrebbe vigilare per conto e nell'interesse dei cittadini si ponga alcune domande. Per cui la conclusione è che adesso vorremmo dei chiarimenti che al momento ci sembra non siano arrivati nella misura che ritenevamo opportuna. Senta Borchia, in genere si sente sempre dire, ma anche con i casi di Patrick Zaki e Giulio Regeni, si sente sempre dire, però c'è ovviamente l'interesse nazionale, i rapporti economici, quindi si cerca di mediare tra l'esigenza di punire dei responsabili, per esempio della morte di Regeni, e l'esigenza di mantenere comunque un canale con un paese come l'Egitto. Per il Qatar ci sono, anche per l'Italia, ci sono diciamo, rapporti tali da rendere indispensabile comunque un legame? Ma qui non c'è nessuno che sta dicendo che i rapporti vanno tagliati al 100%. Chiaramente purtroppo è stato reso evidente nelle ultime settimane che i rapporti tra l'Unione Europea e alcuni suoi organi ed il governo del Qatar che si sono sviluppati in ottica corretta. Per cui chiaramente serve da un lato la capacità sì di analizzare e di capire quali sono i rapporti economici che devono essere comunque preservati e valorizzati, però dall'altro punto di vista c'è un modus operandi che non può essere derogato. Certo, vediamo un servizio di Euronews sull'inizio delle udienze per quanto riguarda le responsabilità degli indagati. Vediamo, sentiamo. C'era grande attesa al Palazzo di Giustizia di Bruxelles per le prime udienze legate allo scandalo di corruzione e riciclaggio di denaro che ha investito il Parlamento europeo. Non si è presentata Eva Kaili, l'ormai ex vicepresidente dell'Eurocamera, accusata di aver accettato ingenti somme di denaro per favorire gli interessi del Qatar, che ha chiesto un rinvio e apparirà davanti al giudice il 22 dicembre. Erano presenti invece l'assistente parlamentare e compagno di Kaili, Francesco Giorgi, e l'ex eurodeputato eletto con il Partito Democratico Pier Antonio Panzeri, che rimarranno detenuti. Niccolò Figata-Lamanca, segretario generale dell'ONG No Peace Without Justice, sarà invece messo in libertà vigilata con braccialetto elettronico. Complessivamente nelle loro abitazioni erano stati sequestrati contanti per il valore di 1,5 milioni di euro, contenuti in sacchi, borse e valigie. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'indagine che ipotizza reati di corruzione, riciclaggio e organizzazione a delinquere. Diverse perquisizioni sono state effettuate anche negli uffici di Bruxelles e Strasburgo del Parlamento europeo, che nel frattempo ha deciso di sospendere tutti i fascicoli legislativi legati al Qatar. Dottor De Franceschi, i sindaci del Veneto sono contrari alla rottamazione delle cartelle, ne abbiamo sentiti tanti perché dicono se rottamano le cartelle, sia pure quelle sotto i 1.000 euro, sono tutti soldi che non entrano nelle nostre casse. Poi abbiamo visto ci sono comuni che per drenare delle risorse ricorrono alla corruzione. Abbiamo visto il caso di Santa Maria di Sala, ne parlo perché sempre di corruzione si tratta, quella in Europa, scandalo clamoroso, ma anche quella di Santa Maria di Sala ha fatto molto rumore e purtroppo si teme che ci possa essere un effetto domino nelle inchieste che riguardano i municipi. I soldi che non vanno nelle casse del comune, vanno nelle tasche dei funzionari pubblici, bisognerà dimostrare le accuse, insomma, però ci sono state misure cautelari nei confronti di 2 ex sindaci, di dirigenti sanitari, di costruttori. Secondo lei, perché i comuni, anche nei comuni, c'è questo tipo di andazzo da anni? Cioè la corruzione è un cancro che evidentemente non è possibile estirpare né in Europa né localmente. Lei sa che io da tanto tempo lamento di questa cosa qui, lamento il fatto che tanto parliamo spesso di atteggiamento delinquenziale nel confronto della mafia, no? Tutti quanti esultiamo perché vengono presi i capi mafiosi,
però bisogna anche ricordarci che alcuni atteggiamenti delittuosi sono proprio vicino a noi e sono, io li definisco di mafia perché sono mafia bianca, quella da colletti bianchi. Adesso la mafia negli ultimi anni ha cambiato il suo modus operandi, non abbiamo più i capi mafiosi, abbiamo le lobby finanziarie che agiscono. Ho piacere che anche in collegamento ci sia qualcuno dall'Europa, perché molti capibastone arrivano proprio dall'Europa che governano anche nel nostro territorio con questi sistemi. Purtroppo lei ha detto giusto, è stata spinta questa pace fiscale, no? Questo sistema per far sì che i cittadini possano avere meno sofferenza in termini economico, perché ci sono magazzini di cartelle piene che non hanno senso. Allora io faccio una domanda a questi signori sindaci e anche la città metropolitana, oltre che Santa Maria di Sala, come citava lei, o altri comuni, dicono no, noi non possiamo rottamare le cartelle. Ma signori, uno che ha una cartella da 1.000-2.000 euro non te la paga da 10 anni, non ce li ha i soldi, quindi che cosa andate in cerca? Io conosco gente che veramente non glieli pagherà mai perché non ha nulla. C'è gente che vive anche per strada che ha queste cartelle, e nel comune che lei ha citato, che è oggetto di interessi in questo momento, io ricordo che qualche anno fa avevo fatto un'azione proprio al sindaco, che è quello ma non per colpevolizzare lui, ma per far capire il sistema, dove dicevo: avete affidato i ruoli agli enti esterni, perché adesso ricordiamoci che c'è ancora questa possibilità. I comuni che non hanno affidato i ruoli alle agenzie di riscossione, o le casse di previdenza che non hanno affidato i ruoli alle agenzie di riscossione, sono fuori da questo contenitore, quindi non rottamano. E quel comune famoso, che è noto e citato nei giornali, aveva affidato i ruoli ad Abaco, che è un altro gestore, per cui non rientrava, perché aveva tutta la procedura che rientrava dentro un altro sistema. Quindi i ruoli, le rottamazioni non li puoi fare, ma non puoi permettere neanche di fare gli abbattimenti con l'altro sistema, che è quello della riduzione delle sanzioni e di quelli che sono gli interessi, perché hai affidato fuori. È un sistema che sicuramente sotto ci sono molto spesso, non sempre, degli altri interessi, delle altre finalità. È che purtroppo la gente, quando si trova in un ruolo di comando e si mette nel tema di discrezionalità, cioè io posso decidere per esempio in uno scomputo oneri su una lottizzazione e per esempio in altre cose posso io decidere, primo cittadino, cosa e come e dove fare, lo metto in una condizione appetibile per delle grosse strutture, delle grosse realtà lobbistiche, di andare lì e fare pressione e governare magari a scambio di denaro, che è una cosa bruttissima. Io dico anche che è vero che il popolo elegge il proprio sindaco, ma è anche vero che il proprio sindaco dovrebbe avere etica e una moralità che non è sempre quella definita dal voto elettorale, ma fa parte del suo DNA personale. Molto chiaro, dottore. Ovviamente sul fronte della giustizia il ministro Carlo Nordio sta cercando di passare da uno step all'altro per una riforma che cambi veramente il settore della giustizia. Ci sono tante polemiche, tra queste quella che è esplosa sul 41 bis, ma in effetti Nordio sta facendo il giro dei tribunali per rassicurare i colleghi magistrati, ma anche gli avvocati, sostenendo che farà di tutto per velocizzare i processi e per aumentare il personale, perché questo è uno dei problemi, a quanto pare, che è emerso anche dalle inaugurazioni dell'anno giudiziario. Vediamo il sit-in davanti al Tribunale proprio per protesta contro la mancanza di personale. Qui siamo a Treviso, vediamo. Chiediamo all'onorevole Nordio, Ministro della Giustizia, di intervenire al più presto, come lui stesso ha già dichiarato a ottobre, per mettere mano ad un piano di assunzione straordinario che possa finalmente risolvere questo grave problema della carenza di personale amministrativo. Per mandare avanti la giustizia serve urgentemente un piano di assunzioni straordinario e la richiesta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, avanzata dai lavoratori della Procura di Treviso riuniti in assemblea fuori dal Tribunale.
Da tempo i lavoratori del comparto amministrativo si sono mobilitati. In 2 occasioni l'anno scorso hanno proclamato lo stato di agitazione, incontrando il prefetto per un tentativo di conciliazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, senza purtroppo ottenere esiti positivi. La carenza di dipendenti è cronica e insostenibile, lamentano i dipendenti. Su una pianta organica di 50 anni fa, che prevede 42 lavoratori, ne sono in servizio solo 26. Dovendo assistere un procuratore, 12 sostituti procuratori e più tutti gli altri uffici che girano intorno alla procura, dalle esecuzioni alle spese di giustizia, i consulenti che aspettano di essere pagati, gli sportelli dove giustamente il pubblico chiede casellari giudiziari e quant'altro, il dibattimento, insomma siamo veramente pochi. Per il sindacato inoltre le nuove assunzioni non dovrebbero preoccupare anche dal punto di vista economico. Alcune attività sarebbero, tra virgolette, autofinanziate perché ad esempio tutti i reati collegati ai bonus, edilizie e quant'altro, se ci fosse una squadra di amministrativi in supporto di un magistrato ci sarebbe un recupero di gettito enorme che ripagherebbe abbondantemente quello che si spende per le nuove assunzioni. La carenza di personale sulle piante organiche negli enti statali della provincia è altrettanto grave. Dalla prefettura che ha una scopertura del 50%, l'ufficio scolastico supera il 50%, credo sia sul 70% di scopertura organica e quindi ci vuole una politica di assunzione e una politica anche di pensare al futuro. Abbiamo bisogno di un ricambio generazionale. Onorevole Borghi, a parte il problema del personale, sappiamo che tante aziende, tante multinazionali arrivano in Italia, rilevano aziende, poi le chiudono e ci sono casi come la Safilo di Padova che è in mano a un fondo olandese, piuttosto che l'Akzo Nobel che chiuderà gli stabilimenti in Italia per tornare in Svezia. Spesso gli imprenditori si lamentano della burocrazia, della lentezza dei processi, ma dai dati che abbiamo qui in Veneto anche delle infiltrazioni delle mafie, delle organizzazioni criminali che ovviamente complicano la vita e spaventano gli investitori stranieri. Di fronte a tutto questo c'è chi sostiene che il 41 bis va tolto, c'è un anarchico che sta facendo lo sciopero della fame, il governo ha detto categoricamente che non cede a nessun tipo di ricatto. A suo giudizio l'Europa è consapevole di questi rischi? Ci sono altri paesi in cui ci sono situazioni di questo genere? Chiaramente ogni paese fa storia a sé, però su questo tema a me preme sottolineare il fatto che il 41 bis non nasce perché lo Stato ha voglia di vendicarsi nei confronti di qualche detenuto. Il 41 bis concettualmente nasce perché c'è una tipologia di detenuti che deve essere mantenuto in condizioni di particolare isolamento. Parliamo di detenuti che si sono resi protagonisti di episodi delittuosi molto, molto gravi, come il caso di Cospito. Poi, da un lato, io mi rendo conto che la Costituzione chiede che lo Stato garantisca la salute dei cittadini, però dall'altro punto di vista non dimentichiamoci che quella di Cospito, la scelta di intraprendere lo sciopero della fame è una scelta del tutto autonoma. Io penso che lo Stato abbia fatto quello che doveva fare, vale a dire trasferire il soggetto dal carcere di Sassari al carcere di Opera, che è stato ritenuto una struttura in grado di andare incontro alle esigenze di salute che il detenuto ha manifestato. Poi, per carità, io ripeto, il 41 bis non deve essere vissuto come una vendetta da parte dello Stato, però bisogna stare molto molto attenti per evitare che magari l'opinione pubblica, sotto la spinta emotiva di quello che è il flusso di cronaca del momento, cerchi di condizionare la detenzione verso delle modalità più leggere. In questo caso stiamo parlando comunque di una persona che si è resa protagonista di una gambizzazione da parte di un dirigente di Ansaldo, attentati nei confronti dei carabinieri, per cui insomma mi sembra che, chiamiamolo così, il curriculum criminale di Cospito purtroppo sia un curriculum di un certo livello. Poi non dimentichiamoci contestualmente quello che sta accadendo al di fuori delle carceri, visto che comunque il movimento
anarchico che di per sé come capisaldi presenta lo sciopero generale, che in questo caso non mi sembra possa essere preso in considerazione, ma l'altro caposaldo storico del movimento anarchico è quello dell'azione diretta, che vediamo che in questi giorni si sta concretizzando, perché tra attentati dinamitardi ed episodi di questo tipo mi sembra che dal punto di vista dell'ordine pubblico abbiamo più di qualche motivo per preoccuparci. Grazie onorevole Borchia, ancora un brevissimo break pubblicitario, torniamo subito col dottor De Franceschi, a tra poco. Siamo in chiusura con Focus TG, la mafia fattura 40 miliardi l'anno e 2% del PIL. Alberto De Franceschi, è vero che nel calcolo del PIL vengono inserite anche queste risorse? È qualcosa che davvero sorprende molti cittadini. È vero, come nel calcolo della determinazione delle imposte da pagare viene inserito chi non le paga le imposte, cioè noi paghiamo con la nostra tassazione anche per chi non paga, no? Ovviamente poi il discorso è da capire su un altro aspetto, che quali sono le azioni per andare a prelevare queste risorse. Quando si prelevano, perché i sequestri dei mafiosi si fanno, dove finiscono queste risorse? Perché direttore, questo è anche un altro discorso, si confiscano i beni, si confiscano i conti correnti di questi soggetti e i soldi dovrebbero restano fermi, congelati nei tribunali, ma utilizziamoli, cioè sono soldi dei mafiosi, utilizziamoli per la gente che fino all'altro giorno è stata vessata da queste persone. È così come per dire la reciprocità, che si va a confiscare i soldi degli evasori o elusori fiscali e cosa si fanno? Si tengono nei tribunali fermi? Cioè utilizziamoli per quello che è la spesa corrente. Capisco che si attenda l'esito di un giudizio e che il giudizio deve essere celere, e deve essere abbastanza preciso e non ci devono essere tanti balzelli a 70.000 gradi di giudizio, perché bisogna anche un po' essere stringenti, perché la giustizia, come abbiamo visto anche nel suo telegiornale, è sempre più in difficoltà per risorse e mezzi. Ma dall'altra parte, nel momento in cui ci siano sentenze, questi soldi devono essere utilizzati e utilizzati, a mio modo di vedere le cose, direttamente per quelle persone che sono stati penalizzati. Quindi se sono di evasione nei confronti di cittadini che pagano di tasse, se sono di mafia nei confronti di cittadini che sono stati vessati dalla mafia. Mi pare che attualmente questa cosa non è neanche nell'anticamera del pensiero di chi ci governa. Grazie davvero. Sentiremo cosa dirà tra l'altro il ministro Nordio alle 18 oggi in un rapporto al Parlamento. Grazie all'onorevole Paolo Borchia della Lega, europarlamentare. Arrivederci Borchia, grazie molte. Grazie a lei direttore per l'invito, buon pomeriggio. Grazie, a presto. E Alberto De Franceschi, tributarista, grazie molte. Direttore, arrivederci, alla prossima. Grazie, buona giornata, ci vediamo stasera ovviamente con Focus alle 21:15, vi ricordo tra gli altri ospiti Elena Donazzana, assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto, e poi domani ci rivediamo ovviamente alle 12 qui con Focus TG. Buona giornata, arrivederci.